Alina, la giovane donna protagonista del corto, ci appare serena e tranquilla, ma non è tutto come sembra. Infatti il divorzio dal marito ed un complesso ma intenso rapporto con il nuovo compagno la rendono infelice e nervosa, perché non riesce a ricordare un episodio della sua infanzia che la traumatizzerà per sempre. La precisione dei registi e la bravura degli attori rendono questo corto il carpe diem dei nostri giorni. In Alina c'è una parte di noi, le paure, il coraggio, l'amore, l'odio. Non è la storia in sé che ci avvicina a lei, ma sono i suoi sentimenti e sono loro che devono emergere e soltanto una brava interprete può dare vita a questo personaggio. Alina è una donna tutta sola, chiusa nei ricordi confusi di un'infanzia poco felice e di una vita coniugale disastrosa. Capisce che qualcosa la turba, la rende irrequieta, la allontana dagli altri, ma non riesce a comprendere cosa.